di Pozzomaggiore, appunto. Pozzomaggiore anche caratterizzata dall'allevamento del cavallo. 3 ardie caratterizzano il paese: l'Ardia di San Costantino, di San Giorgio e di San Pietro. C'è stato un recupero, una ricostruzione degli abiti tradizionali che parte già dagli anni 90 ad opera di Battista Saiu Pinna. Poi nei primi anni 2000 si sono tenute le prime scuole di ballo sardo per riprendere appunto quelle che erano le tradizioni del luogo. Nel 2016 un gruppo di appassionati ha iniziato a ricostruire gli abiti tradizionali e poi nel 2018 è stato fondato il gruppo. Qui stiamo vedendo i tipici abiti logudoresi della festa, salvistimentas de allegria, e c'è anche un abito nero antico interamente di seta. Intanto vediamo nei cestini portare quelli che sono i pani della festa. Stiamo vedendo le corone degli sposi, le corone che le bambine indossano quando gli sposi escono di casa, e quindi quando le bambine con questa coroncina di pane in testa finemente ricamata butta il grano, così diciamo noi, ai futuri sposi. Antonio, voglio il tuo commento dopo, lascio spazio adesso all'esibizione. Il gruppo di Pozzomaggiore. Tanto vediamo Peppino Bande, Lorenzo Mele e Stefano Soggio accompagnare la sfilata del gruppo di Pozzomaggiore. Preziosi sono anche i gioielli, tra i quali si spilla de Saffidu e la spilla con 2 vere d'oro intrecciate che testimonia la consacrazione delle nozze. Ecco i gioielli degli abiti. La tessitura è una tradizione del paese. Questo è il gruppo folk La Madonna della Salute di Pozzomaggiore, con gli abiti tipici del Logudoro, tipici del Meilogu, l'abito della festa, appunto l'abito indossato il giorno del matrimonio. Gli uomini hanno un abito tipicamente nero con preziosi ricami di seta nera sul nero, e alcuni indossano su gabbanu, una sorta di giubbino pesante, diciamo, per i tempi freddi, come la giornata di oggi in qualche modo richiama. Che ritrovano in quello sguardo. Ecco i dolci tipici di Pozzomaggiore, che attraverso questa associazione culturale si racconta. Come avete visto, il suono dell'organetto scandisce il passaggio di molte associazioni culturali, l'organetto che arriva in Sardegna alla fine dell'800, che si diffonde nell'isola nei primi del Novecento. E grazie ai maestri di allora, che riesce ad entrare nel vivo del tessuto delle tradizioni popolari. Allora l'ordine Fausto